Giovedì 29, alla presenza del presidente della regione siciliana Schifani, sarà inaugurata la statua del Telamone alla Valle dei Templi, alta quasi 8 metri. Il cartello sociale di Agrigento apre il cantiere delle idee per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Appuntamento il prossimo 28 febbraio alla Fabbriche Chiaramontane. Presentato oggi ad Agrigento il volo diretto tra Palermo e New York operato da Neosair, grazie a una collaborazione tra la GESAP di Palermo e il distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento. Approvato un emendamento nel milleproroghe sui lavoratori precari della Sicilia su proposta dell'onorevole Calogero Pisano. Presentata la relazione annuale del sindaco Palumbo di Favara relativa al suo primo anno di amministrazione, discussa dal Consiglio Comunale. 4 arresti eseguiti dai carabinieri di Caltanissetta per reati perpetrati nei confronti di anziani maltrattati in una casa di riposo. Ultimo saluto alle vittime di Altavilla Milice, il parroco Don Salvo Priola, vite spezzate con una crudeltà inimmaginabile. Manifestazione sindacale per l'edilizia, domani per le vittime di Firenze, anche Agrigento aderisce allo sciopero generale. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Alla Valle dei Templi completati i lavori di musealizzazione del Telamone. Giovedì 29 febbraio alle ore 11 lo svelamento alla presenza del presidente della regione Schifani, il servizio. Un colosso di 8 metri e mezzo di altezza, un telamone immenso che nasce dall'accorpamento di alcune grandi statue, le stesse che erano sistemate tra le colonne del famoso tempio di Zeus Olimpio, di cui sono giunte a noi solo le rovine. Nella Valle dei Templi di Agrigento è appena stata completata la ricostruzione della figura simbolo della potenza di Zeus, che secondo il mito costrinse i giganti sconfitti a sorreggere in eterno il peso del tempio a lui dedicato. Lo svelamento del Telamone si terrà giovedì 29 febbraio alle ore 11 nella Valle dei Templi. Saranno presenti il presidente della regione siciliana Renato Schifani, l'assessore regionale a beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il direttore del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta e il sindaco di Agrigento Miccichè, il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il curatore del progetto di musealizzazione Carmelo Bernardo e l'esperto scientifico del progetto Alessandro Carlino. Il colosso poggia su una struttura in acciaio Corten che supera da sola 10 metri, è stato realizzato combinando blocchi originali e frammenti scoperti già nel 1920 e conservati nell'area del tempio che appartenevano a diversi telamoni. Sarà il cuore di un'imponente operazione di musealizzazione dell'intera area sulla base degli studi condotti da alcuni anni dal Parco della Valle dei Templi con l'Istituto Archeologico Germanico. Il cartello sociale della provincia di Agrigento apre il cantiere delle idee per Agrigento Capitale della Cultura 2025 e promuove un incontro per il prossimo 28 febbraio alle ore 10 presso le Fabbriche Chiaramontane in piazza San Francesco, il servizio. Il cartello sociale della provincia di Agrigento apre il cantiere delle idee per Agrigento Capitale della Cultura 2025 e promuove un incontro per il prossimo 28 febbraio alle ore 10 presso le Fabbriche Chiaramontane, site in piazza San Francesco, facendo seguito all'appello lanciato nei giorni scorsi affinché si potesse recuperare lo spirito unitario che ha consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento e accogliendo i numerosi segnali di incoraggiamento da parte dei tanti che hanno apprezzato l'iniziativa. Il cartello sociale di Agrigento ritiene che non è più rinviabile l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti del territorio per contribuire al successo di un'opportunità di sicuro e ripetibile. Con questo spirito il cartello sociale intende agevolare un percorso che rinsaldi la coesione del territorio in tutte le sue articolazioni,
supportando il delicato lavoro che deve portare avanti la Fondazione appena costituita. Istituzioni, forze sociali, imprenditoriali, chiesa, associazioni, scuola, università, club service, cittadine e cittadini sono chiamati a dare il loro apporto alla riuscita di un progetto che grazie al suo patrimonio culturale potrà garantire ad Agrigento un futuro esaltante quanto la sua storia. Il cartello sociale auspica che il prossimo 28 febbraio saremo in tanti a esprimere un segnale di attenzione e di amore per la nostra città. Presentata oggi presso il foyer del Teatro Pirandello la nuova tratta aerea diretta che collegherà Palermo con la città di New York, operato da Neos Air, vettore aereo del gruppo Alpi Tour. L'evento, organizzato in collaborazione tra la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento e la GESAP, gestore dell'aeroporto di Palermo. Le interviste. Presentata oggi presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento la nuova tratta aerea diretta che collegherà Palermo con la città di New York, operato da Neos Air, vettore aereo del gruppo Alpi Tour. L'evento è stato organizzato in collaborazione tra la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento e il gestore dell'aeroporto di Palermo, la GESAP. La presentazione dell'Agrigento perché Agrigento, grazie a questa opportunità che abbiamo raggiunto di Capitale Italiana della Cultura 2025, sarà una meta fondamentale per i turisti. I soliti turisti che vengono da New York fanno New York-Roma e poi fanno un altro volo, o Milano, o Venezia, o Firenze. E quindi possono anche fare Palermo, ma si fermerebbero a Palermo. Invece direttamente, se noi facciamo la New York-Palermo e poi se siamo in grado di organizzare delle navette direttamente dall'aeroporto all'Agrigento, concordate quasi ogni ora in concomitanza degli arrivi, come se il turista facesse New York-Agrigento. Abbiamo il privilegio di presentare giusto qui ad Agrigento, capitale della cultura del 2025, il nuovo volo diretto Palermo-New York. Per noi è motivo di vanto e di orgoglio di iniziare questa campagna di promozione proprio ad Agrigento e riteniamo che sia un collegamento davvero strategico non soltanto per i collegamenti ordinari ma soprattutto per quel turismo delle radici che sta riannodando sempre di più il territorio con gli Stati Uniti d'America. Parliamo di questa tratta aerea, quando partirà, volerà il primo aereo? Alla fine di giugno avremo il primo volo grazie ad una compagnia, a un vettore aereo italiano, Neos, che è già consolidato in questo segmento e che per la prima volta si cimenta in via sperimentale con il Palermo-New York. Si tratta di una sperimentazione, speriamo che vada davvero bene e che possa addirittura esserci anche nel 2025 in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, perché potrebbe essere un utile strumento, un'opportunità per i tanti statunitensi che guardano con particolare interesse a questa opportunità. Intanto lasciatemi dire che sono particolarmente orgoglioso a nome della DMO della presenza dei rappresentanti dell'aeroporto di Palermo e della Neos, che hanno deciso di volerci gratificare con la loro presenza oggi qui. È un momento importante perché Agrigento, in prospettiva di questo lancio di Capitale della Cultura, che non può e non deve essere un momento isolato ma un momento di sviluppo, si proietta nella sua promozione anche negli Stati Uniti. Il volo è un volo diretto Palermo-New York e noi in questo momento stiamo facendo la presentazione del volo qui ad Agrigento, ma l'obiettivo è quello di fare un co-marketing negli Stati Uniti in modo tale da veramente valorizzare questa nostra terra e dare l'opportunità a tanti turisti americani, che sono ovviamente un segmento per noi fondamentale, di venirci a trovare e di venirci a scoprire e riscoprire. Con 140 voti a favore, 69 contrari e 3 astenuti, la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto cosiddetto milleproroghe. Di particolare interesse è anche l'approvazione dell'emendamento sui lavori precari siciliani, fortemente voluto dal parlamentare agrigentino onorevole Calogero Pisano, che prevede la possibilità per gli enti locali di prorogare i contratti dei lavoratori precari che altrimenti rischiavano di rimanere a casa il servizio. Con 140 voti a favore, 69 contrari e 3 astenuti, la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge di conversione
al decreto legge 215/23, cosiddetto milleproroghe, al cui interno viene disposta la proroga di termini legislativi, ma che contiene anche disposizioni di carattere sostanziale con carattere di urgenza, in particolare in materia di finanziaria e di organizzazione di pubbliche amministrazioni. Tra le norme più rilevanti il taglio dell'IRPEF agricola, la possibilità per i medici di rimanere in corsia fino a 72 anni e lo scudo penale per tutto il 2024 per il personale sanitario. Di particolare interesse c'è anche l'approvazione dell'emendamento sui lavoratori precari siciliani, fortemente voluto dal parlamentare agrigentino onorevole Calogero Pisano, che prevede la possibilità per gli enti locali di prorogare i contratti dei lavoratori precari che altrimenti rischiavano di rimanere a casa. Sono soddisfatto per l'approvazione del decreto milleproroghe e con esso l'emendamento sui precari siciliani, di cui sono firmatario, afferma l'onorevole Pisano. Diamo così una risposta concreta a un futuro e a una vasta platea di lavoratori. Dispiace che qualche collega, votando no, non abbia compreso l'importanza vitale che questo provvedimento ha per tantissimi precari e per le loro famiglie. Ci sono momenti che il proprio senso di responsabilità deve prevalere sugli interessi di partito, afferma l'onorevole Pisano. Oltre all'ok sull'emendamento sui precari, Pisano incassa anche il sì dell'Aula sul suo ordine del giorno che impegna il Governo a valutare di prorogare il termine di entrata in vigore del nuovo tariffario per le remunerazioni per le prestazioni per l'assistenza specialistica e protesica, una tematica che riguarda centinaia di laboratori di analisi della Sicilia, tra cui una sessantina nella nostra provincia. Relazione annuale relativa al primo anno di amministrazione del sindaco di Favara Antonio Palumbo, affrontata e discussa dal Consiglio Comunale, la corrispondenza di Giuseppe Moscato. Il primo anno di amministrazione comunale a Favara, a guida del sindaco comunista Antonio Palumbo, è stato affrontato e discusso in Consiglio Comunale. Il primo cittadino, infatti, ha presentato alla massima assise cittadina, così come prevede la legge, la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Una relazione, la prima che predispone il sindaco Palumbo, che è arrivata in notevole ritardo, essendo lo stesso stato eletto nell'ottobre del 2021, per cui detta relazione copre il primo periodo, ottobre 2021-2022, e doveva essere presentata oltre un anno fa. E proprio il ritardo nella presentazione è stata la prima critica mossa al sindaco Palumbo, un argomento che su stimolo del consigliere comunale d'opposizione Alessandro Pitruzzella era stato attenzionato anche dal parlamentare regionale di Sud Chiama Nord Ismaele Lavardera, che nell'evidenziare questa mancanza all'ARS ha chiesto l'intervento dell'assessore alle autonomie locali Messina. Ma sentiamo il sindaco Antonio Palumbo. Sì, oggi si è discusso della relazione annuale 2022, purtroppo presentata in ritardo, ma abbiamo avuto 1000 altre emergenze e quindi l'abbiamo potuto presentare solo oggi. Una relazione che, anche se qualche consigliere comunale ha cercato di deviare l'argomentazione su altro, in realtà è chiara. Parliamo di fatti, di numeri, di circostanze, un lavoro enorme fatto solo nel primo anno, si è rientrato in tantissimi organismi sovracomunali, si sono presentati più di 30 milioni di euro di finanziamenti, 16 che già sono a cantiere, quindi a breve avremo i risultati, si è fatto un lavoro enorme nella digitalizzazione dell'ente, si è messo macchina nella riorganizzazione amministrativa e del personale, si è fatto tantissimo lavoro che magari non viene immediatamente percepito ai cittadini, ma che darà sicuramente i suoi frutti. Si sono poste le basi per quello che può essere un lavoro futuro. Questa mancata relazione o comunque questo ritardo è stato anche oggetto di un intervento a livello dell'Assemblea regionale siciliana, addirittura con la richiesta di un'ispezione. Sì, si è fatto un intervento, ripeto, intanto presentare la relazione annuale è giusto. E mi sono scusato inizialmente con la mancata presentazione nei tempi corretti.
L'unica cosa che comunque non condivido è andare a Palermo a cercare di far polemica sulla relazione annuale quando qualcuno potrebbe andare a Palermo per cercare di intercettare finanziamenti o comunque aiutare la città sulle cose che i cittadini veramente poi sentono come bisogno. Mi è sembrata un'esagerazione, una perdita di tempo, anche perché ho dovuto sentire consiglieri comunali, ex assessori, che si sono lamentati della mancata presentazione della relazione annuale quando loro erano assessori, ne hanno presentato una forse per sbaglio e non ne hanno presentato. 3 cose su tutte, Sindaco, in questo primo anno di relazione. Su tutte, intanto l'aver sfruttato al massimo quello che sono i fondi PNRR. Pochi comuni in Italia come noi sono riusciti a farlo, ripeto, più di 32 milioni di euro di finanziamenti, l'avvio della digitalizzazione dell'ente che ci potrà portare nel futuro a risolvere tutti i problemi che oggi abbiamo, soprattutto per la riscossione TARI e quant'altro, soprattutto i servizi ai cittadini, e quello che è stata la vera rivoluzione, cioè il fatto di aver messo mano al poco personale comunale che abbiamo, valorizzando le professionalità che non erano mai state considerate e incominciando a dare veramente una guida a un personale che ha lavorato tantissimo ma che negli anni è stato lasciato un po' a se stesso. Il rammarico di quello che magari forse non hai iniziato, non sei riuscito ancora a fare? No, ma il rammarico no, perché quando mi facevano la domanda in campagna elettorale cosa fare i primi 100 giorni, sempre rispondevo che era una domanda fessa. I primi 100 giorni un sindaco riesce a capire bene e forse neanche la situazione reale dell'ente. Il programma viene sviluppato da 5 anni e deve avere un'amministrazione il coraggio di programmare, sapendo anche che a volte magari i risultati o i frutti li coglieranno gli altri, ma uno che ha la coscienza a posto e sa come si amministra, sa che ci vuole il tempo, sa che ci vogliono gli anni, e nel frattempo abbiamo affrontato pure tantissime emergenze. Negativo, come era prevedibile, il giudizio da parte dei consiglieri d'opposizione intervenuti, Pitruzzella, Indelicato, Montaperto, Pirone, che hanno evidenziato la poca incisività, ognuno con diverse argomentazioni, dell'azione di Palumbo, non solo nel primo anno di sindacatura alla quale si riferiva la relazione presentata, ma nel complesso della sua amministrazione. Soddisfazione invece è stata espressa per la maggioranza dal consigliere della lista Favara per i beni comuni Pasquale Cucchiara. Ma sentiamo la consigliera Carmen Virone. Giudizio personale, così come ho detto anche in seduta pubblica nel mio intervento, è che sono rimasta rammaricata di quanto infatti è stato descritto dal nostro sindaco, perché nonostante ha presentato in ritardo la relazione, i contenuti purtroppo sono stati poco rilevanti, anche perché poteva benissimo, visto il ritardo e visto proprio che, come dice lui, ho fatto una lezione di giurisprudenza, nel rispetto dei tempi avrebbe potuto portare 2 relazioni per poter descrivere i 2 anni, visto che ormai siamo quasi all'inizio del terzo anno del suo mandato politico. La legge dice una relazione sullo stato di attuazione del programma. Sì. È stato attuato? Lui dice di sì, ma noi non abbiamo visto tutte queste cose che ha descritto, tutti questi obiettivi raggiunti nel suo primo anno che ha descritto, perché fondamentalmente ha descritto l'anno che va da novembre 2021 a novembre 2022. Il giudizio quindi è negativo? Direi di sì, spero che faccia bene la prossima, così come è stato il mio invito a produrla in tempi brevissimi e soprattutto con situazioni più realistiche che rappresentano veramente la situazione della nostra città, quella che sta vivendo realmente. Anziani sequestrati e abbandonati in una casa di riposo di Caltanissetta, 4 arresti sono stati eseguiti su ordinanza della Procura a seguito dell'attività dei Carabinieri del Norme, il servizio. I militari della compagnia Carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che nel corso delle indagini preliminari sottopone agli arresti domiciliari 4 persone residenti nella città di Caltanissetta, di cui 3 appartenenti al medesimo nucleo familiare, gravemente indiziati a vario titolo in ordine a reati di sequestro di persone, esercizio abusivo della professione sanitaria, abbandono di incapaci nei confronti di anziani ospiti di una casa di riposo a Caltanissetta,
Ai domiciliari finiscono Carmela Messina 75 anni, Rosi Lobue 35, Lilla Daniela Ferrara 56 anni, Francesco Iacona 47 anni. L'ordinanza è stata emessa nel corso delle indagini preliminari dal GIP di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica. Trae origine da un'ampia e articolata attività investigativa condotta a partire dal giugno del 2023 dalla sezione operativa del Norme della Compagnia dei Carabinieri. Avrebbe rilevato una conduzione illecita dell'attività assistenziale degli anziani ospiti di una casa di riposo del Seno, i quali quotidianamente sarebbero stati abbandonati anche per diverse ore, nonostante le loro richieste di cura, ponendoli in una situazione di grave pericolo per la loro incolumità personale, senza un'adeguata assistenza, soprattutto notturna, all'interno della struttura. Nel corso dell'indagine è emerso altresì che la casa di riposo sarebbe stata priva degli adeguati requisiti organizzativi, in quanto connotata da servizi igienici mancanti di copertura, esiguità di appositi bagni per persone con disabilità e condizionatori non funzionanti. Gli accertamenti esperiti avrebbero permesso di acclarare anche l'assenza di figure professionali idonee, in quanto prive di qualifiche necessarie per salvaguardare in modo corretto la salute dei decenti. In ragione di una politica gestionale volta al contenimento delle spese tramite l'assunzione di operatori in numero inferiore, in quanto previsto e necessario agli anziani ospiti sarebbero stati anche somministrati medicinali tranquillanti senza alcuna prescrizione medica al fine di fronteggiare l'assenza di personale, soprattutto nelle ore notturne, riducendo il rischio di dover erogare un'assistenza notturna attiva. I militari dell'Arma dei Carabinieri di Caltanissetta, su disposizione del GIP, hanno posto sotto sequestro la casa di riposo affidata a un amministratore giudiziario, procedendo anche a un'ispezione igienico-sanitaria della medesima struttura con l'ausilio di personale del nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa, mirata ad accertare la sussistenza di ulteriori inadempienze. Alle operazioni ha partecipato anche il personale medico che ha volto opportuni e accurati accertamenti al fine di verificare le attuali condizioni di salute degli anziani. Le parole di Don Salvo Priola durante la cerimonia che si è tenuta alla Camera Ardente per Kevin ed Emanuel. Vite spezzate con crudeltà inimmaginabile. I feretri sono stati poi trasferiti nella camera mortuaria del cimitero. Per essere cristiani bisogna credere nell'amore crocifisso, morto e risorto. La nostra fede è nel Signore Gesù, che ha dato la sua vita per la vita di tutti. Ed è questa la differenza specifica del messaggio cristiano. Per fare il bene di tutti non si può mai fare un atto di violenza. Il crocifisso, per fare il bene di tutti, per salvare l'umanità, non ha imbracciato un fucile. Per fare giustizia tra Dio e gli uomini e tra gli uomini non ha ordito una rivoluzione, ma ha imbracciato una croce e si è lasciato inchiodare su quella croce per amore nostro. Il nostro Dio non è di quelli che chiede agli uomini il sacrificio della loro vita. Il nostro Dio è quel Dio che sacrifica la vita del figlio suo per la vita nostra. Per questo possiamo riconoscere un segno cristiano solo in ciò che si caratterizza, si manifesta, si offre alla comprensione di tutti, all'esperienza, alla vita di tutti come un dono di vita. Chi dà la vita dimostra di aver imparato dal Maestro che ha dato la sua vita. Vi ho dato l'esempio, dice Gesù, perché come ho fatto io facciate anche voi. Per questo noi non possiamo riconoscere in alcun modo in ciò che è accaduto disgraziatamente nella famiglia di Antonella a questi due nostri, permettetemi di chiamarli,
figli, non possiamo riconoscere nulla di cristiano, nulla, perché qui non c'è stato un dono di vita, ma una sottrazione della vita, nelle forme più crudeli. La CGIL di Agrigento intitola la Camera del Lavoro di Aragona in onore ai minatori, Francesco Marotta, uno dei più longevi segretari. La manifestazione si terrà il prossimo 23 febbraio, venerdì alle ore 17, alla presenza anche del segretario regionale della CGIL, Alfio Mannino, il servizio. La CGIL intitola la Camera del Lavoro di Aragona in onore ai minatori. La manifestazione si svolgerà il prossimo 23 febbraio, venerdì alle ore 17. Si sente parlare spesso delle miniere di Aragona, numerosi libri ne parlano, in particolare pongono l'accento sul fatto che sono stati di proprietà della famiglia di Pirandello. Difficilmente si sente parlare dei minatori di Aragona, una categoria di lavoratori che per tanti anni ha retto l'economia del paese dei Vulcanelli, con un contributo di sangue altissimo. Numerosi morti a seguito di incidenti in miniera. All'epoca la sicurezza nel posto di lavoro era un lusso, i proprietari non investivano una lira per la sicurezza dei lavoratori. Tantissimi sono morti a causa di tumore del zolfo che respiravano, quindi la CGIL di Agrigento, come afferma il segretario generale Albuscemi, annuncia l'evento di ricordare i lavoratori delle miniere di Aragona intitolando la Camera del Lavoro a uno dei più longevi segretari di quella Camera, che fu Francesco Marotta, in onore al ricordo dei minatori di Aragona. Per l'occasione saranno presenti il segretario generale della CGIL, Alfio Mannino, il presidente del patronato Inca CGIL Sicilia, Giuseppe La Loggia, e il presidente del CAF CGIL Sicilia, Ignazio Giudice. Porterà il saluto dell'amministrazione comunale il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Il territorio di Agrigento aderirà allo sciopero nazionale che la CGIL e la UIL, insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici, hanno proclamato per domani, mercoledì 21 febbraio, in tutti i cantieri, nelle ultime 2 ore di ogni turno di lavoro. Lo sciopero nazionale è stato proclamato a seguito del crollo avvenuto nel cantiere di Firenze per la costruzione di un supermercato. Con delibera di giunta comunale del Comune di Agrigento del 15 febbraio è stato determinato che per l'anno in corso la festività di San Gerlando, patrono della città e dell'Arcidiocesi di Agrigento, è stata posticipata alla data del 26 febbraio 24 su conforme disposizione della Curia Vescovile. Gli uffici della Prefettura, dietro loro comunicazione, saranno chiusi quindi il prossimo 26 febbraio. Una start-up nel Messinese per trasformare l'anidride carbonica in energia pulita. La corrispondenza da Messina. Una delle sfide più importanti che dovrà affrontare l'umanità nei prossimi anni sarà quella di conservare l'energia rinnovabile. Lo stoccaggio nel breve termine è relativamente semplice, come il suo utilizzo istantaneo. Si complica, e di molto, la gestione sul medio e lungo termine. Su questo fronte opera da anni RES Italia, società cooperativa impegnata nello sviluppo e nella promozione di applicazioni e soluzioni impiantistiche innovative basate sulla digestione anaerobica. Oggi è un'eccellenza italiana nella ricerca e nell'innovazione. Obiettivo principale di RES è fornire prodotti e servizi utili a sostenere il processo tecnologico, conciliando i principi di tutela ambientale ed economia circolare. Il suo ultimo progetto innovativo è un impianto sperimentale che converte l'anidride carbonica in metano attraverso un processo che permette di conservare l'energia. In questo modo si potrà avere metano biologico al posto delle batterie di difficile smaltimento. L'impianto è costituito da un reattore nel quale crescono dei ceppi batterici specializzati che si nutrono di anidride carbonica, uno degli inquinanti che più causano problemi all'ambiente, e idrogeno, prodotto dall'idrolisi dell'acqua. Quest'ultimo processo ha bisogno di energia per realizzarsi, che può essere energia green, prodotta da eventuali eccessi di energia rinnovabile, immagazzinata sotto forma di metano, attraverso la conversione dell'idrogeno. Si passa così da un surplus di energia elettrica non immagazzinabile a lungo termine in batterie al metano,
risorsa energetica tipicamente stoccabile e conservabile senza complicazioni enormi. Si chiama processo di metanazione biologica ed è noto da tempo, ma certamente unico nel suo genere l'impianto che abbiamo realizzato, spiega il CEO di Res Italia, Davide Bersani. Le applicazioni che prevediamo possibili attraverso questo processo sono davvero innumerevoli, se pensiamo che si utilizza un inquinante come l'anidride carbonica per produrre energia rinnovabile. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare soluzioni tecnologiche che consentono di affrontare e risolvere problematiche energetiche ed ambientali, garantendo uno sviluppo sostenibile nei relativi settori di intervento. Alla Multisala di Alcamo un film dove una è verbo cambia il corso delle cose, il servizio da Trapani. Romeo e Giulietta. Vogliamo dire questa cosa della E in Sicilia? Allora, noi sappiamo che in Sicilia, se uno deve parlare proprio dell'opera di Shakespeare, sono Romeo e Giulietta, ma in Sicilia l'accento sarebbe comunque quello di dire Romeo e Giulietta, quindi effettivamente sembra comunque un verbo. Quindi questo è un titolo fatto apposta per voi. Questo film, ci sono vari personaggi che non hanno ragione per quello che fanno, sono nel torto, come capita a tante persone. Noi vogliamo dar dignità a quelle scelte che fai che in realtà non sono perfette, non sono giustissime. E l'altra cosa che vogliamo lasciare è divertimento, far sorridere, ridere e anche pensare alla forza dell'amore. Non la sopporto più. Brava, guarda sta Pilaretta! Non la sopporto più. Mi dirige pure nelle No, mi piace più da uomo. Mi piace più da uomo che così. Io pure mi preferisco da uomo. Un tempo non si faceva. La produzione, la distribuzione insieme con i rappresentanti dell'industria cinematografica ci hanno consentito e promuovono al meglio il film organizzando questi eventi. Per un regista fare un film significa sempre lasciare qualcosa, no, dico lasciare qualcosa agli spettatori che vanno a vederlo. In questo caso io penso che non sia differente dagli altri film. Credo che anche questo film nella mia vita lasci molto di me, un pezzo veramente grande di me, della mia vita, di quello che penso, di come mi piace interpretare le cose. Ogni film lascia un pezzo di me. Alla fine finiranno i pezzi e finisco di fare il cinema. Abbiamo scelto innanzitutto come prima tappa del tour la Sicilia perché è il pubblico più difficile per noi. Perché è un pubblico attento, specialmente nelle città, eccetera. E poi volevamo fare la provincia quella vera, cioè vogliamo capire, tastare il polso delle persone che magari vanno al cinema così, per divertimento, per intrattenimento, e quindi capire bene nella provincia che cosa ne pensa la gente. E il pubblico siciliano, non so se i siciliani lo sanno, ma è reputato da noi che facciamo il cinema un pubblico molto difficile, molto esigente. È una scommessa ed è una volontà di testare il pubblico, certo. Hanno scelto come tappa Alcamo, la multisala Star Place, noi ovviamente siamo felicissimi di ospitarli, ci auguriamo insomma tutto il successo di questo mondo e speriamo in altri appuntamenti con i protagonisti del cinema italiano. Sono molto affezionata a questa regione e quindi per me è molto bello tornarci. A Roma, quando abbiamo fatto la prima, auguri a tutti, buona visione, è saltata la luce nel cinema, 20 minuti al buio siamo stati. Del quartiere. Abbiamo dovuto fare i giullari, le cose per tenere 20 minuti. Poi è ripartita ed è andata molto bene la proiezione. Qui adesso speriamo non salti nulla perché se no dobbiamo farci 2 domande proprio. Sì, dopo bisogna. Però è un film elettrico, evidentemente. Ho fatto un cortocircuito. Un piccolo segnetto su una lettera che cambia completamente il significato di questo film, quindi noi raccontiamo la più grande storia d'amore mai raccontata che ha un'altra identità. Minchia. Bella, L'ho detto bene. Passiamo alle notizie sportive, un servizio sull'incontro di calcio disputato domenica scorsa tra la Cireale Calcio e Licata, terminata per 2-0 per la squadra locale relativo alla 27esima giornata della Serie D Girone I, il servizio di Wisport.
Ci eravamo lasciati con un Licata versione Dr. Jekyll e Mr. Hyde davanti di 2 gol contro la Reggio Calabria, poi sconfitta nel finale giallo-blu che rendono visita ad una Cireali in netta crescita dopo la vittoria per 1-0 in casa del Portici. 3 punti che mettono i Granata nelle condizioni di avvicinarsi ulteriormente al Licata, 2 le lunghezze che separano i 2 club siciliani. Primo tentativo di marca ospite con il destro a distanza proibitiva di Murgia che sorvola la porta, difesa da Zizzania. Licata partito con un piglio migliore sulla ripartenza condotta da Minacori. Saito scarta un avversario ma si perde sul più bello calciando malamente al lato con il mancino. Occasioni da rete collezionate in sequenza dai gialloblu, ancora con Lanza che sfonda a sinistra, cross per l'inserimento di Curro che di testa gira alto. Alla prima vera occasione però sono i Granata a passare in vantaggio con un gran destro dalla distanza di Lucchese che si insacca all'incrocio dei pali. Eurogol allo stadio Aci e Galatea non può far nulla Valenti, passa in vantaggio la compagine acese. Padroni di casa che dopo il vantaggio prendono in mano il pallino del gioco piazzato di Vaccaro per la testa di Tufano, percorre un brivido lungo la schiena di Valenti. Al 33esimo sul lancio alle retrovie, lettura errata della traiettoria da parte di Calaiò che spalanca l'orizzonte a Cicirello, l'ex Sant'Agata cerca il pallonetto su Valenti senza trovare lo specchio di porta. Giallo-blu che provano a riequilibrare il risultato sul finire di frazione dal corner di Murgia. Calaiò però incorna alto. Primi 45 di gioco che vanno in archivio sul parziale di 1-0 in favore dei Granata. Licata che pochi minuti dopo il rientro in campo e le formazioni va vicino al pari sulla sponda di Saito. Minacori da ottima posizione gira largo con il destro. Dall'altro lato è Cicirello a stoppare la sfera in area e esibirsi in un palleggio da beach soccer, provando a chiudere con il mancino rimpallato dalla difesa licatese. Acesi che ci provano ancora dalla distanza con il fendente di Lucchese che questa volta fischia solamente vicino al palo. Lucchese ha il destro caldo e va ancora vicino alla doppietta personale. Gran tentativo a giro del numero 8 Granata che fischia vicino al palo della porta difesa da Valenti. Licatesi che ci provano nel finale con un destro al volo sul quale è impreciso Zizzania. Curro si avventa sulla sfera ma è tutto fermo in posizione di offside. Nel finale allora c'è gloria anche per l'ex ACR Messina Diego Zuppel, il quale scaglia un mancino dal limite deviato che non lascia scampo a Valenti. 2-0 allo stadio Aci Galatea, quarta marcatura consecutiva per Zuppel. Sarà invece la terza sconfitta consecutiva inanellata da Licata. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Vi proponiamo ora un servizio sulla partita di Under 16 tra il Castelvetrano Selinunte e l'Empedoclina, relativa alla 15ª giornata di campionato che è terminata per 3-1 per la squadra locale, servizio curato da Wisport. In vetta alla classifica nel campionato Under 16 provinciale, il Castelvetrano Selinunte, reduce alla vittoria per 2-1 in casa dell'Oratorio San Giovanni Battista, ospita i parità dell'Empedoclina. In grande forma l'11 Serafin che dispone la sua squadra con un 4-3-3 in porta Cenedese, linea 4 difensiva composta da Catania, Ciccio, Pecoraro e Greco, in mezzo al campo Giacalone, Acquisto e Civello, in avanti Bonino, Tumbarello e Quinci. Passiamo al racconto di questa sfida grazie all'immagine a cura di Mario Carpinteri a disposizione del tecnico castelvetranesi, abili a gara in corso Fasulo, Passanante, Lucchese, Calcara, Triolo, Said, Salerno e Di Maio. Completo inusuale azzurro con calzoncini bianchi per il Castelvetrano Selinunte, maglia bianca invece con pantaloncini neri per l'Empedoclina. Osservato anche allo stallone Castro di Campobello di Mazzara, un minuto di silenzio in memoria delle vittime del cantiere di Firenze. Prima occasione di marca locale con la sventagliata parabolica di Giacalone ad imbeccare Quinci sull'auto destro. Buono il primo controllo dell'esterno di Mistel Serafin, decisamente meno il secondo. Ancora una buona chance sul binario destro al nono, percussione di Quinci che trova il decisivo intervento da parte di Iacolino. Risposta Empedoclina al 12esimo, arriva 3 minuti più tardi, sfera arpionata da Farrugia che conclude però con un mancino che fa solo il solletico a Cenedese. Castelvetrano che si fa preferire in questo primo quarto d'ora sfruttando la vena ispirata di Quinci a destra, cross per Bonino e calcia in bocca a Iacolino. Parziale che cambia il giro di boa della prima frazione con il solito sprint di Quinci che sta facendo letteralmente il solco sul binario di competenza, cross per Tumbarello
Tumbarello che risolve un mischione davanti a Iacolino per il vantaggio locale. Ospiti che provano a colpire in ripartenza con Giuca, provvidenziale uscita di Cenedese a sradicare il pallone dalla disponibilità avversaria. Alla mezz'ora Greco irrompe in area senza chiedere permesso, accentua la caduta sul tackle di Cappello, ma sportivamente comunica all'arbitro di non essere stato toccato. 3 minuti più tardi invece è Bonino a borseggiare il pallone ad un avversario diagonale per l'inserimento puntuale di Quinci, che calcia sul primo palo, risponde presente anche in questa occasione Iacolino. 37esimo corner da destra per i locali, torre di Pecoraro per Tamburello che cerca la doppietta personale, ancora in mischia, provvidenziale intervento sulla linea di porta a salvare il risultato. Castelvetrano che trova il raddoppio a 2 dal termine della prima frazione di gioco, gran lavoro in area di Tumbarello che serve in area Bonino Mancino ad impallinare Iacolino per il 2-0 di giornata. Castelvetrano che prova a chiuderla già nella prima frazione di gioco, ancora con uno sprint del solito Quinci, serve il compagno di squadra Tumbarello che calamita l'ennesimo pallone in area, destro però centrale. Padroni di casa che chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio di 2-0, decidono fin qui le marcature di Tumbarello e Bonino. Passiamo allora con le nostre immagini a cura di Mario Carpinteri al film della ripresa. Tris che arriva dopo 4 minuti dal rientro in campo delle formazioni, gestione malsana della sfera da parte della retroguardia Empedoglina. Bonino restituisce il favore a Tumbarello che deve solo depositare in rete a porta sguarnita, 2 gol e un assist per lui. Calo di concentrazione però tra le maglie castelvetranesi che favorisce l'incursione solitaria di Bulil che conclude con un preciso destro alle spalle di Cenedese, 3-1. Primo cambio per mister Serafin al 53esimo con Acquisto che lascia campo a Lucchese. Poco dopo l'ora di gioco tocca a Said rilevare Cicio. Al 62esimo ospiti che provano a regalarsi un finale infuocato con la sgroppata di Farrugia conclusa con un destro debole facile preda di Cenedese che nega la gioia successivamente anche a Montana. Al 67esimo tocca a Giacalone lasciare campo a Salerno. Empedoglina che chiude però la partita in avanti con un corner smanacciato da Cenedese, si avventa sul pallone Capizzi che scaglia un destro che sibila vicino al palo. Nel finale scampoli di gara anche per Passanante che rileva Quinci, autore di un'ottima prova. Al secondo minuto di recupero tocca invece a Calcara per Greco, triplice fischio allo stallone Castori, Campobello di Mazzara. Il Castelvetrano Selinunte ha ragione dell'Empedoglina per 3-1, gran prestazione del tridente attacco di mister Serafin. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni di TV Notizie e vi auguriamo una buona serata.